governo, oggi secondo giorno di consultazioni per il capo dello Stato Mattarella. Il politologo Feltrin dice un esecutivo PD Movimento 5 Stelle potrebbe facilitare il percorso verso l'autonomia. Paura la notte scorsa nel Bellunese, ad Arsia si è scatenato un violento temporale con vento fortissimo, una decina le case scoperchiate. Ha commosso la Marca la storia di Glory, giovane mamma che ha rinunciato a tentare di sconfiggere il tumore per far nascere la piccola che portava in grembo le lacrime del marito. I carabinieri di Cavallino Treporti hanno recuperato un crocifisso in ottone che era stato rubato dall'altare della parrocchia del Sacro Cuore, denunciato un 18enne. Famiglia pranza in pizzeria e poi scappa senza pagare il conto, è accaduto in un noto locale di Conegliano. I 4 erano clienti abituali. Meno 3 settimane al nuovo anno scolastico e nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto mancano 7.821 insegnanti. Contro i tumori è stato scoperto un meccanismo per il controllo della proliferazione cellulare. L'esito è il frutto di un lavoro fatto dai ricercatori dell'Università di Padova. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque la politica con la crisi di governo, oggi secondo giorno di consultazioni dei partiti con il capo dello Stato, una crisi che potrebbe avere tempi brevi ma anche risvolti positivi per quanto riguarda l'autonomia regionale. Sentiamo perché. Secondo giorno di consultazioni per il Capo dello Stato alla ricerca di una possibile maggioranza che vari un nuovo governo per l'Italia. E oggi potrebbe concretizzarsi la convergenza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico con l'appoggio esterno di Liberi e Uguali. Una possibilità probabilmente non calcolata dalla Lega, convinta di affrontare in autunno la legge finanziaria con un governo tecnico per arrivare in primavera a nuove elezioni. Questa è almeno la tesi del professor Paolo Feltrin, che da politologo è attento osservatore degli eventi. Il ribaltone è senz'altro possibile, innanzitutto perché lo ha provocato Salvini. Ora bisogna capire che Salvini probabilmente immaginava quanto sta capitando, sperava forse non proprio andasse così, ma non aveva alternative. A settembre in qualche modo doveva mantenere le promesse. Provi a immaginare se si fosse realizzato l'impegno dopo un anno di dare l'autonomia a Lombardia e Veneto. La Lega aveva perso alcuni milioni di voti al sud. E proprio per questo, secondo Feltrin, un possibile governo 5 Stelle Partito Democratico avrebbe più possibilità di concretizzare l'inizio del percorso autonomista del Veneto. Supponiamo che il governo 5 Stelle PD riesca a realizzare un accordo sull'autonomia di Veneto e Lombardia molto simile a quello che si stava chiudendo con Conte, con il governo attuale. Questo è un risultato obiettivamente più facile per certi versi per il governo 5 Stelle PD che per un governo Lega, perché la Lega aveva il problema dei voti meridionali. A supportare questa ipotesi anche il voto storico dell'autonomia veneta promossa dal fronte del Partito Democratico, che però non nasconde come sia nello specifico e più in generale nella partita del nuovo governo la parte del leone la giochi soprattutto il consenso elettorale del Sud. Io credo che partendo per esempio dall'accordo fatto col governo Gentiloni, alcune materie potrebbero anche essere messe sul piatto di un eventuale trasferimento di competenze e funzioni, ma il tema vero rimane che il Movimento 5 Stelle ha il suo consenso maggioritario al Sud e il Partito Democratico ha seri problemi su questo argomento al Sud e anche il Partito Democratico, Partito Nazionale, vuole fare raccolta di consensi al Sud. Quindi in realtà Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, tutti si contendono i voti al Sud, le cui elite dirigenti stanno facendo la guerra atomica contro l'autonomia. Intanto dal Veneto il governatore Zaia si schiera per il voto e torna a parlare proprio dell'autonomia bloccata.
Direi che siamo preoccupati come al solito per l'autonomia, tanto per cominciare a parlare di un argomento, un'autonomia che comunque noi continueremo a chiedere a tutti nelle stesse modalità e senza far sconto a nessuno. Non li ho fatti al governo del PD, non li ho fatti al governo giallo-verde, non li farò neanche ai futuri governi. Voto o non voto, l'onda dell'autonomia dal Veneto non si fermerà. È la promessa di Zaia che però 24 ore dopo la battaglia di parole del Senato e la fine del governo giallo-verde si dice preoccupato in una certa misura. A Roma è il giorno del via alle consultazioni al Quirinale e per il numero 1 di Palazzo Balbi, come ripete da quando la crisi è aperta, c'è una sola via per arrivare prima all'autonomia e alle altre partite venete. Sono veramente i presupposti per andare a votare subito, mi permetto di dire, e di avere un governo forte, forse per la prima volta nella storia veramente un governo forte, con un premier che potremo avere già alla volta di novembre. Se non si scelgono le urne vorrà dire che ci sarà l'inciuccio, perché altro non può esserci, perché visto e considerato che se non si va a votare l'unica maggioranza che si può formare è quella tra PD e 5 Stelle. E la reazione a quello che Zaia definisce inciuccio sarebbe per il governatore una sola. Il Veneto e di conseguenza la parte produttiva del paese, cioè il nord, dice finirà all'opposizione. Eppure il governo di legislatura è una delle possibilità. La direzione nazionale del PD ha dato mandato al segretario Zingaretti di trattare con i pentastellati, dettando però 5 punti fermi, tra i quali lealtà all'Europa, cambio della gestione dei flussi migratori e investimenti di ripresa economica. La parola autonomia non c'è in questi punti ed è difficile credere che il freno pentastellato di questi mesi possa sbloccarsi proprio ora. Autonomia assente comunque anche dal discorso di replica di Matteo Salvini e questo forse ha fatto storcere il naso a non pochi leghisti veneti. Non a Zaia comunque, che invece sottolinea l'assenza del tema autonomia nel discorso di Conte. Ieri con un passaggio veramente che è stato quasi insignificante sull'autonomia, che poteva parlare di più di autonomia, magari fare anche un mea culpa, perché dopo 14 mesi non puoi dire faremo l'autonomia e garantiremo la solidarietà e l'unità nazionale, perché è come dire compreremo un'auto e garantiremo che abbia 4 ruote. Un Veneto in attesa dunque, mentre Zaia streglia ancora l'ex premier su un altro passaggio. Anche ieri il presidente Conte ha sciolinato e portato come grande risultato le Olimpiadi. Le Olimpiadi, cari signori, le paga la regione del Veneto e la regione Lombardia, e se non ci fossero state le 2 regioni le Olimpiadi non ci sarebbero, perché ci hanno detto se le fate vi arrangiate. Voltiamo pagina, nuova ondata di maltempo la scorsa notte nel Bellunese, attimi di paura soprattutto a Mellame di Arsiè per un forte temporale che si è scatenato provocando un vento fortissimo, una decina le abitazioni scoperchiate, alcune erano disabitate, vigili del fuoco naturalmente al lavoro per questo, ma anche per la rimozione di piante cadute sulla strada. Ha rinunciato a tentare di sconfiggere il tumore per far nascere la piccola che portava in grembo. Ha commosso il Veneto la storia di Glory, giovane madre nigeriana di 29 anni, deceduta domenica. Sarebbe stata, ci ha detto il compagno Samuele, una mamma speciale. Cantava Glory, cantava per Greta, la sua bambina, messa al mondo 3 mesi fa al costo della sua vita. Quando, a gravidanza iniziata da poco più di un mese, le hanno diagnosticato un tumore al seno, lei ha scelto la sua piccola, preferendo non farsi curare, non aggredire la malattia con una terapia d'urto, non tentare, malgrado le poche speranze, il tutto per tutto. Glory Iobibo, 29 anni, nigeriana, è morta domenica alla casa dei Gelsi di Santa Bona, lasciando nel dolore il compagno Samuele Nashimben, 41 anni, di Dosson. Lei cosa ha pensato quando Glory le ha detto non mi faccio curare, voglio questa bambina? Ho pensato è matta all'inizio, è matta, non ha capito bene cosa è successo, penso che anche i dottori avessero pensato quello. Però lei ha capito tutto, ha deciso di proteggere la bambina, che era la parte sana del suo corpo, sapendo che comunque per lei sarebbe stato difficile. Alla fine ha fatto una scelta buona, perché ha dato alla luce un piccolo miracolo e si è sacrificata lei, combattendo fino alla fine e non avendo grandi possibilità di fare la mamma, che era il desiderio che voleva di più, il desiderio di essere mamma.
Era arrivata in Italia 9 anni fa, Glory, da un paese in cui non voleva più tornare. Non ne parlava molto, ha conosciuto Samuele e ha incontrato con lui, forse per la prima volta, qualcuno che si è preso cura di lei. Ha vissuto la malattia con coraggio, prima all'ospedale, poi all'hospice. La malattia ha avuto il suo corso veloce, ci hanno dato una possibilità grande di passare un po' di giorni tutti assieme qui alla casa di Gelsi. Gloria era molto felice di questo perché le sembrava di essere a casa. È morta con grande fede, è morta serena, ci lascia un grande ricordo, un ricordo a tutti. Una persona di grande cuore. I funerali venerdì mattina alle 10:30 nella chiesa di Dosson, poi la sepoltura nel vicino cimitero. Greta, dice Samuele, potrà così avere vicino la sua mamma. Per come l'ha vista quella piccola Greta, che mamma era? Speciale, solare, sempre che cantava, felice, sempre che le parlava. Una grande mamma sarebbe stata. Una grande mamma, sì. Lo è stata. Lo è stata. Lo sarà, sempre. E intanto continua a far discutere nella Marca il caso del 53enne senegalese insultato con epiteti razzisti a Ponte di Piave per aver chiesto un'informazione, ma in paese l'imprenditore protagonista del video incriminato replica: non mi pento di quello che ho detto. Cosa è successo? Cosa è successo? Che io quando una persona chiedo dove abita un dottore, sbagliando la strada completamente, io l'ho indicato dove, ho preso le offese. È tutto malinteso allora? È tutto malinteso, ma no, quei personaggi che in Italia non vengono rispettati da noi, non vengono noi rispettati, devono tornare al loro paesetto. È la verità, non possono stare qua in Italia. Lei non è razzista? Proprio per niente. Io ho girato il mondo, giro il mondo e so come comportarmi sul mondo. Noi queste persone no. Questa persona l'ha offesa o è stato lei a offendere? Io non offendo nessuno, ho una certa età e so cosa vuol dire parlare. Loro vengono qua, credono di comandare. Questo è il discorso. Io qua sono ospiti, non mi interessa a me. Io sono italiano, tu non sei italiano. Chi ti ha dato la carta d'identità italiano è problema tuo. Chi te l'ha data? E lui perché dice, sono italiano, posso fare ma capito? Basta, cosa vuoi dire? Lei non è pentito allora di niente? Non fa niente, va a denunciare una mattina dai carabinieri. Chi è che va a denunciare? Io, mia moglie. Chi va a denunciare lei? Prego. Qui è scritto sui giornali. Qui è scritto sui giornali. E lui non va a Dognaga perché lui è completamente malato il cervello. E va via con la Mercedes, non so mia. Su un extracomunitario io con la Mercedes. Dire delle frasi così secondo lei non è razzismo? Non è razzismo questo qua, perché se io vado in un altro stato, rispetto il stato dove che vado, non quando vengono qua a comandare. Ma questo signore non ha rispettato lo stato, che cos'è che non ha? Non ha rispettato la persona che sono italiano, lui è italiano, viene qua uno che è diventato italiano, per modo di dire, offende un italiano che è nato di italiano. Dal 1100 che esiste Lorenzon. Dopo Cristo. Adesso ci colleghiamo con Ilaria Marchiori che ci aggiorna sull'operazione dei carabinieri a Cavallino Treporti che hanno recuperato un crocifisso di dottore che era stato rubato dalla chiesa parrocchiale. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Cavallino Treporti, dove i carabinieri, dopo la denuncia che era stata sporta dal parroco, hanno recuperato il crocifisso in ottone che era stato rubato dall'altare della parrocchia sabato pomeriggio. Denunciato inoltre il presunto autore del furto. Si tratta di un 18enne di origine tunisina residente a Cavallino e che ha già dei precedenti penali a carico. Ora il giovane dovrà rispondere di furto aggravato all'interno di edifici di culto. È stato rintracciato grazie all'aiuto delle immagini dell'impianto di videosorveglianza della chiesa. Il 18enne ha poi fatto ritrovare il crocifisso che era nascosto nella sua abitazione e poi è stato restituito dai militari dell'Arma al parroco di Sacro Cuore, Don Fabio Miotto. Da Cavallino è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie ad Ilaria Marchiori, una sgommata con l'auto e via, così una normale famigliola se n'è andata senza pagare il conto da una nota pizzeria di Conegliano. I 4 erano anche clienti abituali del locale.
Mamma, papà e 2 figlioletti, un pranzo in un giorno come tanti alla pizzeria a casa della Pasqualina di Conegliano, di cui erano clienti abituali. Una bella giornata di sole, tavolo in giardino, ordinazioni più abbondanti del solito, poi al momento di pagare il conto, 86 euro, la fuga. L'episodio ieri nel noto locale della città del Cima. Un comportamento che ti potresti aspettare da degli estranei, non certo da una tranquilla famigliola che già conosci, come si sono sfogati sui social i titolari della pizzeria, raccontando che genitori e figli hanno ordinato pizza battuta, frittura di pesce, da bere, i caffè, poi forse ritenendo il conto troppo elevato o forse mettendo in atto un piano che avevano pensato fin dall'inizio, approfittando del fatto di essere seduti all'esterno, sono scappati in fretta e furia con tanto di sgommata dell'auto, lasciando interdetti i ristoratori. Non è un problema di soldi, concludono, ma di comportamento. Prima di andare in pubblicità, una notizia uscita poco fa in agenzia. Andrea Zamperoni, capo chef italiano di Cipriani Dolci, noto ristorante della stazione newyorkese di Grand Central, è scomparso da sabato scorso, lo riportano i media statunitensi che citano la polizia e i suoi colleghi. Zamperoni, 33 anni, abitava nel Queens, è stato visto per l'ultima volta dai suoi compagni di appartamento sabato notte, ha detto al New York Post il manager del ristorante Fernando Dall'Orso. I suoi amici hanno avvertito la polizia lunedì quando non l'hanno visto rientrare al lavoro. Naturalmente vi aggiorneremo su questo fatto, adesso però ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Di nuovo in diretta con la cronaca. Era andato a cercare funghi quando è scivolato lungo il sentiero, è stato portato in salvo dal soccorso alpino. Posina. Va a funghi e vola dal pendio. Un anziano di Bolzano Vicentino è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio di mercoledì sopra Posina. Il 72enne, che era andato alla ricerca di funghi lungo una strada silvopastorale, è scivolato lungo il pendio ed è caduto da un salto di roccia di alcuni metri, ma ha avuto la prontezza di spirito di chiamare il figlio per chiedere aiuto. Questi ha girato la richiesta al soccorso alpino di Arsiero, i cui operatori sono saliti fino al punto in cui si trovava il fungaiolo ferito. L'anziano è stato messo in sicurezza e portato all'ospedale di Sant'Orso con traumi al volto, alla gamba e alla schiena. 2 incidenti stradali in meno di 3 ore sono stati provocati da un trasportatore nel Vicentino. 2 incidenti stradali in meno di 3 ore. Il curioso record va a un trasportatore macedone residente nell'Alto Vicentino, che alla guida di un auto articolato è stato protagonista di 2 sinistri nel giro di pochissime ore. Il primo incidente è avvenuto alle 9:30 del mattino di mercoledì a Fara, in via Marconi, sulla quale l'auto articolato si è inerpicato nonostante il divieto per i mezzi pesanti. Dalla direzione opposta arrivava una 500 che, per evitare l'impatto con il tir, si è schiantata contro un muretto. Poco dopo mezzogiorno, quindi, la polizia locale è stata allertata da alcune persone che avevano assistito a una manovra maldestra da parte di un grosso camion che aveva abbattuto una struttura dell'isola ecologica in corso Garibaldi a Tiene, altra area vietata ai camion. Il conducente del mezzo pesante, raggiunto da uno dei presenti che gli aveva segnalato il danno, se n'era andato tranquillamente. Facile immaginare la sorpresa dei vigili che, visionando i filmati della videosorveglianza, hanno scoperto che si trattava dello stesso camionista fermato al mattino. Al trasportatore distratto sono state comminate sanzioni per quasi 500 euro. Emergenza scuole in Veneto a meno di un mese dall'inizio delle lezioni, la denuncia dell'assessore regionale Elena Donazzan. Mancano 3 settimane al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico e nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto mancano complessivamente più di 7.800 insegnanti, di cui 2.284 di sostegno. Eppure la mancanza quest'anno è particolarmente grave. Il Ministero non ha nemmeno risposto alle sollecitazioni per sapere come sono stati ripartiti questi numeri di insegnanti nelle altre regioni italiane. Le province più in sofferenza, Venezia e Treviso, dove rispettivamente mancano 1.155 e 1.012 insegnanti ordinari e 440 e 282 insegnanti di sostegno. Sembra un fatto insormontabile, eppure cosa c'è di più facile di dire quanti insegnanti servono sapendo quanti studenti sono in classe, come sono formate le classi, di che cosa c'è bisogno. Alla strutturale mancanza di programmazione nella scuola, a cui nessun governo ha saputo porre rimedio, dichiara l'assessore regionale Veneto all'istruzione e formazione Elena Donazzan, si aggiunge quest'anno il problema degli insegnanti precari storici.
o entrati di recente in ruolo, che sono stati cancellati dalle graduatorie, come è il caso dei diplomati magistrali, e che tornano più precari di prima, inseriti nelle sole graduatorie di istituto, che non possono dare la prospettiva dell'entrata in ruolo. E ancora sono venuti a mancare i concorsi, nonché i posti di abilitazione, in particolare per gli insegnanti di sostegno, prosegue sempre l'assessore, e a farne le spese in primis è la classe docente. Il nuovo anno scolastico si apre in Veneto con la mancanza di 2 insegnanti su 5 per gli studenti con grave disabilità. Vuol dire gli studenti più bisognosi che dovrebbero avere continuità didattica, un insegnante stabile che possa portarlo in tutto il ciclo scolastico, e qui mancano. Non a caso le richieste fatte soprattutto nei confronti del Ministero, con a fianco le università venete, chiedevano di avere posti per abilitare gli insegnanti di sostegno. E l'ultima grave incertezza che si aggiunge per il Veneto è che ad oggi l'ufficio scolastico regionale è privo di vertice, perché la dirigente Augusta Celada è stata chiamata a Roma. A me pare che il Veneto sia stato penalizzato particolarmente. Importante scoperta dell'Università di Padova nella lotta ai tumori. Si può agire sulla proliferazione delle cellule tumorali andando a modificare il metabolismo mitocondriale. È l'esito di un lungo lavoro di ricercatori dell'Università di Padova che hanno dimostrato come il metabolismo controlli la molecola VNT nella crescita tumorale. Lo studio, coordinato dal professor Luigi Leanza del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova e svolta in collaborazione con altri gruppi dell'Ateneo, spiega che senza causare problemi alla vitalità delle cellule è possibile attenuare di molto l'azione della molecola su linee cellulari tumorali, come ad esempio quelle del carcinoma del colon. In questo modo è quindi possibile ridurre potenzialmente la crescita tumorale, dando una nuova prospettiva di cura di vari tumori. Un altro caduto della Grande Guerra, le melette in altopiano restituiscono lontane storie di soldati che non tornarono mai a casa da un feroce campo di battaglia. Un'emozione che abbiamo seguito con grande rispetto. È lo Stato con la divisa dell'Arma che con rispetto raccoglie in quest'urne i resti terreni di un soldato. Fino a pochi istanti prima, solo questo sapevamo di lui, ignoto, caduto in uno dei campi di battaglia più sanguinosi della Grande Guerra, le Melette. Prima la vanga, poi la pietosa attenzione delle mani a scrutare tra i sassi, ossa, schegge. Lì c'era la tua vita interrotta da una granata, da un colpo di fucile, chissà, nascosta per un secolo dalla terra smossa dal terremoto di quei maledetti cannoni, migliaia di colpi, uno dopo l'altro. Una mandibola, una costola, un osso lungo, un osso piatto. Un uomo, sei tu. Un individuo, sei proprio tu, fratello, chiunque tu sia. Attenzione e amore per la vita. Basta un piccolo pezzo di zinco, l'interno della divisa, che non può essere confuso, ora sappiamo da dove vieni, un tempo nostro nemico. Un bottone, è un piccolissimo bottone austriaco, questo ci permette di identificare un altro caduto della prima guerra mondiale, proprio dove si svolgeva la battaglia delle Melette. In questo momento stanno cercando i resti, ci sono i carabinieri di Asiago, ci sono gli uomini del comune di Gaglio, c'è anche il sindaco che è venuto a vedere, insomma, questo che è un momento delicato, importante, che accade tante volte qui in altopiano, ma ogni volta non è mai la stessa. Appunto, tutto può passare anche attraverso un singolo bottone. Quando i ricercatori amici della storia di Marostica hanno intuito i tuoi resti tra quella terra smossa su quel versante dell'Ongara, fedeli alla consegna di non toccare nulla e segnalare subito alle autorità, non avevano elementi per identificarti. Poi ti sei svelato, prima un bottone, poi un altro. Un altro bottone austriaco. Non ci sono più dubbi, se guardi tra le pietre ti si apre sotto i pascoli un mondo di orrore. Naturalmente, come sempre, in quest'area non potevano mancare gli shrapnel. Ma ti si apre anche un mondo di tecnologia, quante risorse e intelligenze immessi in quel massacro. E questo è un filo di rame dei telefoni da campo che era pieno in tutto l'altipiano. Su tutto si sente invisibile l'alito della sofferenza. È un'emozione particolare perché in qualsiasi caso è un ragazzo che è morto, è combattuto qua, è morto qua e magari per anni a casa l'hanno aspettato, per anni.
E purtroppo ecco, l'unico rammarico è che di sovente non si riesce a dar loro un nome, perché i piastrini per identificarli o non ci sono, o sono stati raccolti all'epoca o sono andati distrutti col passare degli anni, purtroppo. Il sindaco di Gaglio segue con emozionato interesse il recupero alla presenza dei dipendenti e di un agente della polizia locale. In questo caso è un soldato austriaco che dopo 100 anni comunque troverà degna sepoltura dove meriterà, e siamo ben felici. Ringrazio tutti i colleghi del comune, i carabinieri e Rete Veneta per dare risalto a questi fatti storici, che dopo 100 anni vogliamo considerare questo soldato come se avesse fatto il suo purgatorio, qualora lo meritava, qui alle Melette di Gaglio. Un altro soldato delle Melette torna a casa. Il tuo purgatorio era finito da tempo dopo aver conosciuto l'inferno in terra. A noi, sempre, il compito del rispetto e del ricordo. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con 20:10 in studio Paolo Quaggio della CIA di Venezia e il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencini. Insieme a loro parleremo di patrimonio UNESCO e Prosecco di Pianura. È tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Bentrovati al meteo. Anticiclone in indebolimento, tempo instabile sulle Alpi a causa di una nuova goccia fresca in quota che darà luogo a precipitazioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 22 agosto. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento sui rilievi anche con isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure entro la notte. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 31 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove avremo una giornata soleggiata ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Tuttavia sarà possibile qualche piovasco sui settori montuosi, bel tempo invece altrove. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime tra 29 e 30 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque al mattino, poi tenderà a peggiorare col passare delle ore, con qualche acquazzone a carattere sparso. Temperature minime sui 18 gradi, massime comprese invece tra 30 e 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.